Torniamo indietro, sempre a Raffaele Viviani, Umano e Margiolina, di stata
questa richiesta nuovamente, noi l'abbiamo già fatta il 5 gennaio, e a gentile richiesta Omar e Margiallina. Ascoltate. Questa
si parla di politica, non si parla, dopo Trump, dopo più umano, parla di politica. Cosa sai, il Berlusconi, ma che il Berlusconi non posso dire, ma che si piace, che non posso dire, perché non posso dire, perché non vuoi essere candidato, ma si sa che fine mette a posto tutte le cose. No, casata, sai, che sei, no, casata, insomma, no, perché quando faccio sai, ci volete voi passare, sai, io come lo, e neanche ma non mi chiede. No, poi la politica è veramente una cosa strana, Io mi ricordo ci stava una persona che conosco, che è fissata per il comunismo, però tiene proprio la mentalità antica, una volta, no? E dice, ma io in famiglia, quando vanno tutti quando stanno a sentire, dice, ma non è che sono occupato, la mamma, quando no? Io sono il compagno, non mi avete chiamato padre, ma mi dovete chiamare compagno. E la famiglia mi sta a sentire perché è proprio fissato, la mamma non si chiama più mamma, si chiama patria. Lo stanno a sentire, la mamma si chiama patria, o quando si chiama compagno, e il creatore piccerello si chiamano avvenire. Allora, durante la notte che succede? La creatura più piccerella della famiglia si fa la cacca addosso. Un frate più grosso, non ce la fa più, guarda, si viene a me come la radice e fa compagno! Uscita in sul compagno, riceve la patria, che all'avvenire nostro sta in da me. Sul dramma di positivo al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. Il dramma era pienissimo, Alesa rinvia fuori, quando alla via Partenope sagliette la signora. E allora io le dissi subito, signore, si sente ancora? Mi sposeresti a comodo, vedrà che ci si sta, si stringono, per me c'è posto ancora, è quasi un zero, dragata, sa come la signora. E allora io dissi di Napoli, non mi sono di Milano, fai raghi qua certissimo, non mi partito mai. Vorrei vedere Frisco, mai visto fino ad ora, se vuoi io posso, oh grazie, e sa che è la signora. E allora io vado un anno, cari, non troppo, la gente ci guardava, disse signore, scendi, e mi piglia in taxi, ha vinto di allora, e a Frise già niente, io sono la signora. E allora rindo taxi, ma cominciai a avanzare, ma lei con fare ingenuo disse, qua non sta, andiamo fino a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna, e allora feci subito, necessita virtù, e a Frisio Giovanni 200 lire in più, tornate immaginato, stiamo con voi c'è a fuori, quando all'hotel Vesuvio scendette qua signora. E allora qui viene il graziosissimo, Caiano Trasì, a tutti presentava, vi presento mio marito, ma aveva piccata proprio, quello che fuori fuori, e che c'è in la camera, e sta saltare la signora. E allora mentre proprio, a stiamo a braccia, vicino alla porta, tutto sentette che chi sarà mai sta bestia? Si mangia una lavora, un cameriere in smoking, con la signora. E allora lei prese il conto, paga, qui via. E io una passata di spirito di sette, ma sì, scusate, abbiate pazienza, ma andate subito, sapete, chi le chiede di tutto quanto? E allora che cosa? Allora lei prese il conto, paga, quelli di 80 euro. E allora dice gente, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon, signora, che si porta, e allora lei fa, sei stupido, ma stupido, ma no, 100 viventi e tax, uscendo da magna, rivile tante camera, e che sta che buon'ora, cacciamo bagno e no, carissima signora. Manco non glielo va, mi avevo capito che subito, ma la scendetta là, trovai ancora a casa, sciaffa e pensione flora, e niente a tua media, che mi aspettava ancora.
adesso dovrei chiudere io, giusto? Beh, certo, certo. Noi abbiamo esaurito Ma siamo fra il amici, nostro... quindi se hanno delle richieste o qualcosa, certo, abbiamo con questi maestri possiamo affrontare tutto. esaurito il nostro Ma la cosa repertorio. tutte siamo in Italia. Per adesso qualcuno ha qualche richiesta? Era di maggio. Però stavolta la facciamo senza microfono, Vai. Fuori telecamera. I
stato innamorato. Chi l'ha chiesto? Il signorello. La si può accettare, maestro? Cantare la storia a te volto pensiero, niente voglia, niente ci perde, cadere sempre a fianco a me. Sii sicura chi sta amore, con mio sostituto prima il burdo sarà scrive sempre sta io non penso